Il mercato contadino non è solamente il luogo del buon cibo, del cibo sicuro, ma è anche il luogo dove si rinnova periodicamente la cultura e le tradizioni del nostro territorio. È un luogo quindi dove ritrovare la memoria e dove vivere ancora queste tradizioni che sono vive. Abbiamo fatto una piccola esposizione degli animali da bassa corte, quale era proprio il tipico pollaio delle case contadine. Sul Lungorio abbiamo fatto una esposizione di statuette votive e anche al centro di Mantova abbiamo rinnovato questa tradizione con la distribuzione di santini votivi dedicati proprio alla figura del santo. O Dio, che tutto hai disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature. Stendi la tua mano su tutte le famiglie dei contadini e sui loro animali. Fa che essi ci siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità. Allontana dai nostri campi il flagello delle tempeste e ogni altra sciagura, perché producano frutti copiosi e una messe abbondante, a lode e gloria tua nei secoli dei secoli. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Sant'Antonio Abate, proteggi i nostri campi e i nostri raccolti dalle tempeste, le nostre case dagli incendi, i nostri armenti dalle insidie del male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo cercato di contemplare l'esigenza di dare continuità a questa tradizione con anche il rispetto assoluto delle norme di distanziamento sociale e di contenimento e prevenzione dell'emergenza sanitaria. Direi che è un equilibrio che è stato raggiunto ed è stato anche confortante. È stata molto apprezzata la visita di Don Franco, che ha portato la sua benedizione a tutto il mercato, agli animali e anche alle persone che sono state ospitate dentro il mercato. Direi che anche quest'anno la tradizione si è rinnovata per dare continuità alla nostra cultura.